L'inasprimento dei controlli alla frontiera con l'Austria potrebbe avere pesanti conseguenze economiche e politiche. La tregua in Siria rilancia il ruolo da grande potenza della Russia di Putin. La visita del segretario di Stato Kerry a Tirana conferma l'interesse statunitense per i Balcani. Sono sempre di più gli italiani che decidono di comprare casa in Slovenia e Croazia. Il soprano Marina Rebecca, dalla Lettonia alla conquista della lirica mondiale. Passo del Brennero, sera del 31 marzo 1998. Schützen in parata, fuochi d'artificio e un canto corale per festeggiare l'abbattimento della frontiera tra Austria e Italia. Il giornalista del TG della RAI commentava così. La linea di confine, tracciata dalle potenze vincitrici l'indomani della Prima Guerra Mondiale, non c'è più. Febbraio 2016. Quasi 20 anni dopo, l'Austria annuncia che al Brennero torneranno i doganieri. Sul prato che vedete nelle immagini saranno stesi dei reticolati per fermare i migranti, in previsione della primavera, quando si prevedono arrivi massicci. Decisione accolta con sconcerto dai 3 presidenti dell'Euregio, il gruppo europeo di collaborazione transfrontaliera fra i 3 territori alpini, e cioè il Tirolo e le 2 province autonome di Trento e Bolzano. Qui si mette a rischio la politica degli ultimi 70 anni. L'Europa, l'Unione Europea ha superato la guerra fredda, ha superato il muro di Berlino, l'inimicizia permanente della Francia e della Germania, crisi economiche e tante altre cose. E adesso buttare via tutto quello che si è sostituito per questa emergenza profughi. Si tratta di 2 milioni di persone, abbiamo 500 milioni di abitanti in Europa. Qui trovare una soluzione comune dovrebbe essere possibile, ci vogliono politici che non temono le prossime elezioni, che non vanno soprattutto solo sui sondaggi, ma che fanno politica. Ma l'Austria non la pensa così, convinta che le sue scelte siano legittime e compatibili con il diritto europeo. A nulla sono servite le proteste di Bruxelles e l'incontro tra i 3 governatori dell'Euregio con la ministra austriaca Johanna Mikl-Leitner, stretti di mano e sorrisi per spiegare che Vienna non intende tornare indietro. E a suggello di questa scelta ha convocato 4 giorni fa un vertice con i paesi balcani, escludendo la Commissione europea e la Grecia. Siamo proprio vicino al 20° anniversario dell'apertura di questo confine e se adesso lo richiudiamo sicuramente non è un segnale che punta nella direzione giusta e questo può avere un effetto psicologico, un impatto psicologico devastante, io direi proprio di sì, perché il sogno dell'Europa era proprio l'abolizione delle frontiere fisiche e questo qui al Brennero con questa esperienza storica superata da questa cooperazione transfrontaliera è veramente un simbolo sintomo di questo fenomeno. Secondo lei Schengen è finita? No, io spero che non sia così. Noi vogliamo essere proprio ponte cerniera tra il nord e il sud d'Europa, dal mondo austro-germanico e quello italiano, sia a livello culturale che economico e perciò questo è stato anche visto così a livello europeo. Donald Tusk nel suo discorso al Consiglio delle Regioni in Europa ha detto proprio il Tirolo simbolo non deve essere spezzato adesso da nuovi confini. Da oggi in Siria l'esercito di Assad e le milizie non legate all'ISIS o a Al-Qaeda dovrebbero rispettare il cessate il fuoco. L'accordo è un indubbio successo diplomatico di Vladimir Putin. Il leader del Cremlino lo ha cercato e trovato in un dialogo con Barack Obama. Ed ora, spiazzata l'Unione Europea, Mosca riflette nuovamente la propria luce di potenza mondiale sia sui Balcani sia sul resto dell'Europa orientale. Ma con il cessate il fuoco in Siria, chi vince e chi perde? Putin o Obama? Guadagnano entrambi, gli Stati Uniti perché rientrano nel grande gioco e riescono a guidare le mosse delle riottose Turchia e Arabia Saudita, che è molto difficile da controllare con interessi contrastanti, e la Russia perché ha dimostrato che la strategia di Putin si è dimostrata vincente, ha portato a un tavolino della tregua, ha portato a tavolino gli americani e porterà le altre potenze e forse si troverà finalmente una soluzione al problema della guerra civile siriana.
Putin però non è così forte come sembra. La caduta dei prezzi degli idrocarburi sta minando l'economia russa, tanto che il Cremlino per il 2016 ha preparato 2 bilanci statali. Il primo pareggiava se il prezzo del petrolio si fosse mantenuto a $50, ma ora è già a 30, tanto che il governo Medvedev ha preparato anche un bilancio di riserva, prevedendo che il prezzo del petrolio si stabilizzi a $25. Putin è in una posizione difficile, ha una posizione economica molto critica e ha cercato di risolvere una situazione della Russia d'un fronte politico, diplomatico e strategico. Questa carta si è dimostrata vincente, era più difficile farlo solo sul fronte dell'energia e del petrolio. Questa dell'intervento invece in Siria si è dimostrata una carta per i russi che sarà giocata anche sul fronte dell'Europa Est nel prossimo futuro. L'azione di Putin in Siria divide i paesi dell'Europa orientale. L'intervento è visto con favore dai paesi dell'area balcanica che sperano che i russi riescano ad imporre la pace e quindi ad arginare il flusso di profughi dalla Siria. I paesi baltici, la Polonia e l'Ucraina invece temono una rinascita dell'imperialismo russo. In questo contesto gli Stati Uniti cosa faranno? Dovranno cercare un accordo. Non a caso il nostro Presidente del Consiglio ha cominciato a parlare molto decisamente di togliere le sanzioni alla Russia. Su insistenza della Germania, la NATO ha inviato una squadra navale nel Mar Egeo. C'è un asse turco-tedesco, naturalmente questo riguarda il problema degli immigrati e da un certo punto di vista è anche giusto, gli sviluppi li vedremo, ma certo attualmente il fatto di avere le navi della NATO e forse domani anche la NATO a presidiare i corridoi umanitari in Siria è uno dei pochi modi per far entrare la Turchia nel gioco, perché la NATO e la Turchia comunque in quell'area sono la stessa cosa. La Germania però voleva essere attore sia nei Balcani sia in Medio Oriente. No, Putin non glielo ha consentito e io credo che la Germania convenga a questo punto, insieme all'Italia, guidare i paesi europei verso un nuovo accordo est con la Russia. Invece che una posizione conflittuale, credo che ai tedeschi e naturalmente a noi italiani convenga riaprire un tavolino negoziale dopo quello della Siria con la Russia per l'Ucraina. E la guerra civile in Ucraina? La Russia è pronta a negoziare, ormai ha preso quello che le interessava, la Crimea. Ha mandato dei segnali agli Stati Uniti, ha mandato dei segnali in Europa che le repubbliche separatiste possono ritrovare in una maggiore autonomia se stesse le proprie radici. In Ucraina però si continua a combattere, anche se gli osservatori dell'OSCE segnalano solo scambi di fucileria. Continuano, e questa è la buona notizia, gli scambi di prigionieri. I ribelli filorussi hanno liberato 4 soldati ucraini, mentre le autorità di Kiev hanno rilasciato 5 miliziani e un prete. Tripudio di bandiere a una città blindata. Tirana si ferma per accogliere il segretario di Stato americano John Kerry. È la sua prima visita in Albania, solo poche ore fitte di incontri per ribadire l'importanza delle riforme, quella della giustizia in primo luogo per contrastare corruzione e criminalità. Gli albanesi dovrebbero essere molto soddisfatti del fatto che il loro paese si sta muovendo nella direzione giusta. Siete sulla buona strada. Lo scorso dicembre il Parlamento albanese ha approvato una legge per escludere dalle cariche pubbliche chiunque abbia precedenti penali. Bisogna proseguire in quella direzione, dice Kerry, solo così l'Albania può accelerare il suo percorso di avvicinamento all'Unione Europea e attrarre investimenti stranieri. Il nostro obiettivo comune, tenendo ben presenti le dirette implicazioni che hanno le riforme per l'adesione all'Unione Europea, è di votare il pacchetto di modifiche costituzionali in Parlamento nel mese di marzo. Siamo una democrazia giovane, dice la ministra della difesa, Mimiko Deli. I cambiamenti hanno bisogno di tempo, ma sappiamo che le riforme sono necessarie per far crescere questo paese. È un buon segno per dimostrare la buona volontà che questo governo ha per combattere il crimine organizzato, la criminalità organizzata, per combattere la corruzione e per mandare avanti questo paese che ha bisogno anche di positività. L'incontro tra Kerry e Rama serve anche per fare il punto sulle questioni internazionali. L'Albania, membro della NATO dal 2009, è in prima linea nella coalizione anti-ISIS, è un alleato strategico nell'area balcanica. Il segretario di Stato ha elogiato gli sforzi fatti dal paese per contrastare il terrorismo, controllare il fenomeno dei foreign fighters e assicurare il sostegno agli Stati Uniti in politica estera. Abbiamo dimostrato di poter essere una voce importante
quando si parla di informazioni, quando si parla di presenza militare, quando si parla di risposte positive con nostri mezzi e ovviamente uomini ad essere dalla parte buona di questo mondo. La visita di Kerry arriva in un momento di transizione per la società albanese. L'economia cresce, ma lo sviluppo porta con sé difficoltà e contraddizioni. Negli ultimi anni l'Albania ha vissuto cambiamenti straordinari, passando dal regime e dall'economia centralizzata alla libertà e all'economia di mercato. La transizione ha creato anche tante difficoltà, povertà, disoccupazione, criminalità, ma siamo sulla buona strada. La gente vuole la democrazia e gli albanesi hanno le stesse ambizioni e gli stessi desideri dei cittadini europei. Le difficoltà non ci spaventano, afferma con decisione la ministra della Difesa. Noi guardiamo all'Occidente, abbiamo fatto i nostri compiti a casa, ora aspettiamo la risposta dell'Europa. Noi dobbiamo vedere un attimino più, dobbiamo essere un po' più rilassati, direi, e fare a che fare con i problemi interni. È molto importante che l'Europa la portiamo alla gente dentro l'Albania, non andiamo a cercare da un'altra parte. Scandalo in Polonia. L'Istituto Nazionale della Memoria ha reso pubblici documenti che dimostrerebbero come l'ex presidente e leader di Solidarność, Lech Wałęsa, sarebbe stato dal 1970 al 1976 un informatore della polizia comunista. Wałęsa aveva ammesso in passato di aver accettato formalmente di fare l'informatore, ma di non essere mai stato effettivamente operativo, tanto che nel 2000 fu assolto da un tribunale. Tra le carte ritrovate in casa dell'ultimo ministro degli interni comunista, il generale Kiszczak, c'è anche un rapporto con la firma di Wałęsa e il suo nome in codice Bolek. Wałęsa ha detto che si tratta di accuse false fabbricate dal partito Diritto e Giustizia di Jarosław Kaczyński, formazione che governa la Polonia. Questa è Sežana, una piccola cittadina a ridosso del confine con l'Italia, a una decina di chilometri da Trieste. Siamo in Slovenia, dove tanti cittadini italiani hanno scelto di affittare oppure di acquistare una casa pur continuando a lavorare in Italia. Tra questi c'è anche Christian, papà di 2 bambini. È stato complicato acquistare una casa qui in Slovenia? No, diciamo che non ci sono stati grossi intoppi burocratici, e la burocrazia qua è abbastanza snella, per cui non abbiamo avuto nessun tipo di difficoltà dal notaio. I tempi? I tempi sono molto brevi, 2 settimane al massimo, e abbiamo risolto tutto. Quanto avete pagato il notaio? Il notaio abbiamo pagato 120 euro. E di vantaggi economici ce ne sono tanti, senza pensare che le spese notarili le paga chi vende la casa. L'agente immobiliare che segue i clienti italiani ci spiega che una famiglia con 2 figli spende in media dai 150 ai 170 euro al mese per il riscaldamento, l'elettricità, l'acqua, la televisione e i rifiuti. Altro esempio? L'assicurazione per l'auto, che per una Golf completa di casco non supera i 750 euro. Inoltre le banche slovene sono più generose nel concedere i mutui con un tasso fisso che va dal 2,5 al 3%. Quanto costa costruirsi una piccola casa? Il prezzo di un metro quadro di una casa, di una villetta qua singola in Slovenia si aggira sui 1000-1100 euro metro quadro, poi dipende dalle finiture. Quali sono le tasse invece sulla casa che si pagano qui in Slovenia? Una casa di 240 metri quadri a Sežana, che è proprio in centro come prezzo più alto sulla regione, per questo si paga sui 130 euro all'anno. E a proposito di tasse, chi mantiene la residenza in Italia deve pagare l'IVIE, l'imposta sul valore degli immobili all'estero. Per capirne di più abbiamo consultato il direttore di un'agenzia di consulenza fiscale con sede a Trieste, gestita dalla minoranza slovena che vive in Friuli Venezia Giulia. Le persone che spostano la residenza in Slovenia per norma devono intanto iscriversi all'AIRE, che è l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, quindi perdono la residenza in Italia, l'hanno trasferita in Slovenia e in questo
questo caso sono soggetti a pagare le imposte in Slovenia. Un caso particolare invece è rappresentato dagli stranieri che vengono a lavorare in Italia, hanno il domicilio fiscale in Italia perché lavorano più di 182 giorni all'anno in Italia e devono pagare una tassa, un'imposta anche per la casa nel paese d'origine. Ci possono essere dei casi di persone che vengono dall'estero a lavorare in Italia e nel paese di origine hanno ancora un'abitazione o dei terreni di proprietà e su questi terreni o case di proprietà devono pagare questa imposta che è nata nel 2011 con il governo Monti. Da 3 anni il trend degli italiani che acquistano casa in Slovenia è costante e alcuni, come Christian e la sua famiglia, si stanno integrando bene nel nuovo contesto, superando anche la barriera linguistica. Io ho chiuso la mia attività in Italia e poi dopo un paio di mesi ho trovato un'occupazione qua in Slovenia. Mia moglie invece continua a lavorare in Italia, visto che siamo a 10 minuti dal suo posto di lavoro, continua a mantenere il lavoro là. Una sacerdotessa nordica, magnetica e appassionata, ma anche profondamente razionale. È il ritratto della Norma di Bellini, ma gli stessi aggettivi si adattano bene anche a descrivere l'artista che per ultima si è misurata con questo personaggio. Marina Rebecca, soprano lettone che si sta imponendo a livello mondiale, ha scelto Trieste per il suo debutto in questo ruolo, lo stesso palcoscenico che nel 1953 venne usato allo stesso scopo da Maria Callas. Inizialmente ovviamente ho avuto tanta temura perché comunque Trieste è questo posto storico e poi Norma eccetera eccetera, la mia prima Norma. Poi nella fine quando esce sul palcoscenico c'è la storia, non è che pensi a tutti questi fantasmi, faccio il mio lavoro, faccio il meglio che posso, vivo lì e viene quello che viene. E la sacerdotessa nordica in fondo è anche la ragione per cui Marina Rebecca ha scelto di fare questo mestiere, una carriera non lineare, passata anche per un inaspettato stop arrivato dalle scuole musicali del suo paese. Quando ho avuto 13 anni era la prima volta che ho visto l'opera proprio e dunque non sapevo che cosa fosse l'opera. E quando ho visto Norma, dopo il primo atto, ho detto al mio nonno, senti, io farò questo nella mia vita, canterò Norma. Ovviamente a 13 anni hanno tutti riso, hanno detto guardi questa qua è matta. Il mio percorso ho incominciato lì, poi non sono stata ammessa al conservatorio. Ho capito che è importante cantare, non è importante dove, non importa con che peso, è importante fare, è importante crescere, è importante cantare, è importante svilupparsi come l'artista. Stop che non impedisce a Marina Rebecca di essere una portabandiera della Lettonia, con un seguito anche mediatico nel suo paese da autentica star. Beh, il mio paese è molto famoso per tutti i festival di coro e di danza, dunque la gente da noi è molto abituata a ballare e di cantare, non ovviamente, non l'opera, ma devo dire che l'arte lirica è molto molto amata in Lettonia, dunque come per dire i personaggi vostri che stanno sulla TV sono i cantanti lirici in Lettonia che sono molto amati perché andiamo al mondo, portiamo il nome del nostro piccolo piccolo paese. Magnetica, appassionata ma anche profondamente razionale, effetti anche di una formazione e di una tradizione che Marina Rebecca rivendica con orgoglio. È un sistema di educazione ancora sovietica molto forte, molto complessa, è un sistema che non solo ti insegna di cantare, di capire la musica, ma ti fa capire che la musica è una lingua che tu devi sapere scrivere, leggere, sentire, interpretare. Dunque stiamo parlando dell'armonia, polifonia, storia della musica, storia del costume. Per me è molto importante essere vicino al testo, capire ogni parola che dico e farlo col cuore, massimo che posso.